Minuti di numero, purtroppo dobbiamo andare stretti con il nostro responsabile di Limes Friuli Giulia, storia, un docente universitario ed esperto di geopolitica. Dicevo prima, 3.000 soldati statunitensi in Polonia, Germania e Romania, possibile invio di altre truppe nei prossimi giorni. Cosa sta accadendo? Mi pare che con cosa si stia smorzando, dai. Ma sì e no, perché nella conferenza stampa Putin ha ribadito le sue ragioni, ha incontrato Orbán, che sostiene Putin, ha incontrato anche Draghi, al quale ha promesso che comunque il gas ce lo dà. Il problema è che sta aumentando comunque la tensione perché anche le navi, addirittura russe, vicino al Regno Unito. Beh, 4 aerei russi sono stati bloccati oggi dagli aerei della Gran Bretagna sui cieli. Nella conferenza stampa ha detto, per esempio, ma volete che faccio guerra con la NATO? Quindi non è un'opzione esclusa. Ecco, qualcosa bisogna riuscire a riconoscere a Putin. Dall'altro lato però Putin sta chiedendo delle garanzie scritte e queste per certi versi non si possono dare, non le può dare la NATO dicendo che non farà mai entrare nella NATO l'Ucraina e così via. E quindi il problema sostanziale è che siamo sempre alla situazione di due soggetti che non si ascoltano e purtroppo cresce la tensione, quindi noi ci dedichiamo con il corso di geopolitica ad approfondire queste questioni. Due caccia della RAF hanno intercettato 4 velivoli militari russi in volo a nord della Scozia. Infatti queste sono le situazioni, vuol dire che... Volevo essere preciso. Vuol dire che non stiamo parlando solo del Mar Nero, per esempio, perché anche nel Mar Nero sta aumentando Però la ne tensione. parleremo ancora. Quali sono i prossimi appuntamenti? 30 secondi? Il 4 di venerdì 4 di febbraio alle ore 14 ci sarà l'inaugurazione, diciamo, e a Pordenone è possibile seguirla dall'aula S1 del polo di via Prasecco. Poi ci sarà sabato 12 di febbraio Marco Tarchi a Udine alle ore 10:30 con il tema Populismo 2022, le elezioni presidenziali in Francia e il caso Trump. E infine, la terza lezione, perché le lezioni sono ben 11, la terza lezione sarà Vittorio Veneto e avrà come tema proprio questo dell'Ucraina, il sottoscritto con il professor Jelen. Bene, io ti ringrazio il professor Guglielmo Cevolin. Ora andiamo a conoscere